Diversi medici della provincia di Venezia sono stati invitati ufficialmente a comparire di fronte alla commissione disciplinare del loro ordine professionale. Un atto necessario, spiega il presidente veneziano Giovanni Leoni, per chiarire alcune posizioni che potrebbero avere anche dei profili penali. Dobbiamo fare i nostri controlli perché ci possono essere anche nel nostro ordine medici, chirurghi abilitati all'esercizio professionale che non danno un netto rifiuto a quello che è il dogma, diciamo il veleno di queste medicine, tra virgolette, assolutamente al di fuori di quella che è la scienza, e che devono essere fermamente rifiutate e contrastate da quelle che sono i rappresentanti della medicina ufficiale. Gli ultimi episodi di cronaca dimostrano come alcuni giovani possono essere deviati dalla vera medicina che potrebbe salvare loro la vita, sostiene Leoni, e portati a una morte precoce solo perché colpiti nell'immaginario da quelli che non sono esponenti di una medicina alternativa, ma di una medicina che non c'è. Purtroppo in Italia c'è un movente economico, come in altre parti, che accomuna guaritori e personaggi che approfittano della debolezza dei pazienti e dei loro cari, quando magari arrivano a un punto in cui la medicina ufficiale non può più dare delle grandi prospettive, e da allora, in questo momento, vengono ghermiti da questi personaggi che per soldi, per guadagno, danno delle prospettive assolutamente erronee.